È ripreso dopo le feste di fine anno il campionato amatoriale di calcio a 5 femminile organizzato dalla delegazione FIGC di Agrigento presieduta da Stefano Valenti. Ieri sera presso la struttura sportiva dell'Atenea Futsal di Contrada Borsellino si è giocata la gara tra l'Atenea Futsal e il Santa Sofia Licata. Ad aggiudicarsi il derby con il risultato di 5-1 sono state le ragazze licatesi allenate da mister Giacomo Sabini. Le reti sono state messe a segno da Federica Zirafi e Tarlato, che hanno realizzato una doppietta, e da Chianetta. La rete della bandiera per la formazione agrigentina allenata da Roberto Arnone è stata realizzata da Lobue. Intanto la delegazione di Agrigento comunica che sono state aperte le iscrizioni per il campionato amatoriale di calcio a 5 maschile che prenderà il via il prossimo mese di febbraio. Il torneo è rivolto ai calciatori da 15 anni in su e le gare saranno dirette da arbitri della sezione AIA di Agrigento. Siamo presso la struttura al centro sportivo Atenea Soccer di Totocontino con Roberto Arnone, che è l'allenatore dell'Atenea Futsal. Roberto, come stanno andando le cose, come rispondono le ragazze? Ho visto, sono venuto anche prima, un gruppo molto compatto di ragazze. Discretamente bene, stiamo cercando di fare crescere questa disciplina con l'opportunità di avere ragazze dai 14 anni in poi che si vogliono avvicinare a questa disciplina del calcio a 5. Sono molto soddisfatto delle ragazze, questo movimento c'è da almeno 3 anni, abbiamo ripreso con il calcio a 5 femminile, per cui siamo una rosa delle ragazze che vanno dai 14 anni a salire. La cosa più importante è che le ragazze non si facciano male e ci divertiamo partita dopo partita. Uno sport a cui si chiede di avvicinarsi perché è uno sport molto bello e quando lo fanno le donne in una certa maniera di così ci diverte molto di più. Sicuramente, se molta gente, molti genitori a volte sono scettici quando magari la figliola torna a casa e dice mamma, papà, voglio andare a giocare a calcetto, a calcio a 5, invece io invito i genitori a venire a vedere una partita e poi sono convinto che si entusiasmano ancora di più delle figlie, perché è uno sport, una disciplina come la pallavolo, il basket o quant'altro, e ci si diverte.